Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Magnete Veneziano. Da come avete visto, ultimamente il di Gara Magnete Veneziano stanno regalando dei circuiti che potete trovare nel sito del Capitano in un unico ebook, quello del 4 luglio 2022, e in cui sono raggruppati alcuni circuiti che il De Gara Magnete Veneziano hanno usato per anni. E possono essere utilizzati anche per tanti scopi, generalmente. Un circuito non è che si utilizza solo per uno scopo, ma si può utilizzare per vari scopi, no? Io ne ho date alcune dritte, ho dato alcune indicazioni di massima, ma chiaramente si possono utilizzare per più scopi. Ma parliamo un po' di ultimamente di alcune cose che mi sono successe perché mi hanno contattato committenti spiegandomi un po' la loro situazione familiare e vedendo che i loro figli hanno qualcosa che non è che non va, ma diciamo si sono resi conto che hanno fatto degli errori, delle debacle, magari degli errori di, non so io, si sono fatti trascinare forse dal sistema, dalla New Age. Insomma, sapete che quando non si sa più cosa inventare, di nuovo si inventa qualcosa di nuovo. E allora trovano il figlio o che magari sono sovrappeso, o che magari sono svogliati, o che magari hanno i piedi piatti perché non hanno mai fatto sport, non hanno rinforzato alcuni muscoli perché è sempre stato più comodo magari piazzarli davanti a un videogioco, a un social, che prendere le responsabilità e farli attivare per il loro bene. E adesso purtroppo arrivano un'età che incominciano a non stare bene, i rendimenti a scuola chiaramente decadono perché se il figlio chiaramente non sta bene, non dorme bene, automaticamente non si può oh, svegliare in forma. Insomma, parecchie persone mi hanno contattato e hanno capito di aver investito male il proprio denaro. Hanno capito che hanno giocato una partita perdente. E quindi cercano, no, qualche appiglio, qualche soluzione facile. Le soluzioni facili, cari miei, non esistono. Come ho spiegato in altre pillole, per programmare il futuro di un ragazzo si inizia verso i 5 anni. Lo ripeto perché forse alcuni non hanno ben capito. Per programmare il futuro di un ragazzo più o meno si inizia a 5 anni, cioè nel senso a 5 anni ci si siede, si dice noi cercheremo di, come coppia, come famiglia, di fargli fare determinati sport a nostro figlio, cerchiamo delle strutture sportive valide, non certamente società claudicanti, ma società in cui l'allenatore ha una certa stima, una certa fama, un certo prestigio, la società è valida. Io vi ho già detto in altre pillole che ho conosciuto genitori che portavano 100, per 100 km andati, 100 tornare, e non solo autostrade ma anche per le valli, i propri figli 3-4 volte alla settimana. Chiamarli eroi e dir poco. Quindi ci sono anche i genitori di questo spessore, però ci sono genitori, come ripeto, che magari per ignoranza, magari per malafede, non so io, per qualcosa che a loro non è stato messo nell'humus, chiamatelo poi come volete, hanno fatto degli errori giganteschi. E adesso si trovano dei figli tartarughe, si trovano dei figli che purtroppo sono obesi, forse perché il marito o il padre andava al posto che occuparsi dei figli, portarli in una società sportiva, andava a fare l'aperitivo e tornava a casa tardi perché aveva lavorato. Insomma, situazione effettivamente difficile. E quindi è chiaro che l'ideale è iniziare subito a riallineare il peso e a studiare una strategia. Certo che se hanno più di 15 anni, ormai lo scheletro muscolare, lo scheletro osseo si è formato e insomma, non è che dico che ci vuole un miracolo, però insomma la situazione effettivamente è complicata. Se hanno ancora 8, 10, 12 anni, qualcosa si può fare, ma certamente ci vuole tempo e tanto denaro. Comunque, torniamo a noi, torniamo a quelle persone che magari hanno dei figli ancora giovani, vedono che stanno diventando un pochettino sovrappeso perché sono sempre davanti al PC o alla console e quindi vogliono cercare una soluzione. Allora, è chiaro che
dall'alto il pesce puzza la testa, lo ripeto, il pesce puzza la testa. E cosa si fa? Beh, chiaramente chi ha in mano le cordoni della borsa, cioè praticamente il padre, generalmente, no, deve attivarsi a trovare delle soluzioni. Se il padre è un pochettino autosabotato, ha istinti di autodistruzione, ha degli istinti bassi, per il semplice fatto che magari nella sua vita purtroppo è fatto così nel DNA dei nonni, parenti, madri, messi male. È certo che non è facile, però si può incominciare a modellare, ad aiutare lui, a prendere delle decisioni che possono poi influenzare il figlio che chiaramente è indifeso. Quindi io ho già fatto delle pillole, una su questo circuito per allontanare le autosuggestioni, l'autofatturazione, l'autodistruzione, cioè dei genitori che riducono a tre palle, a tre sacchi di patate i propri figli per il semplice fatto che vogliono guardare TikTok o andare al cinema e lasciano parcheggiati i figli fin quando, cioè, con popcorn ci va a arrivare, certo che non fanno proprio un bel cavolo. Quindi, e questa è autodistruzione, non è che perché li parcheggiate davanti alle console, i figli, capite, crescono sani, intelligenti e belli e via dicendo, e con un fisico, uno scheletro sportivo, anzi, questi sono spiriti di autodistruzione che il padre incorpora dentro i figli. Quindi andate a vedere questa pillola in cui parlo di questo circuito e anche questo, perché questo circuito è importante per quelle persone che sono povere, cioè voglio dire, magari vanno in giro con dei pantaloni 500 euro, una macchina a rate da 700 euro al mese, ma sono dei poveracci, dentro sono delle persone che non hanno uno scheletro. E poi i figli chiaramente pagheranno, come c'è scritto nella Bibbia, gli errori dei padri cadranno sui figli per mille generazioni. Quindi chi si accorge per primo deve chiaramente attivare questi due circuiti, guardate le pillole in cui ne parlo, per il bene di questi ragazzi che sono poi le catene più deboli della famiglia. Bene, cari amici, il mio contributo anche al dato, se volete un consulto a pagamento 20 euro 45 minuti, il vostro biglietto per voi c'è sempre. Grazie e alla prossima, ciao.